Oggi prepariamo questa deliziosa cheesecake alle fragole. Uniamo burro e cioccolato fuso ai biscotti tritati. Amalgamiamo bene e facciamo la base nello stampo con chiusura a cerniera. Lasciamo in frigo per circa 30 minuti. Mettiamo la gelatina in un po' d'acqua. Tagliamo le fragole a cubetti e mettiamo zucchero e limone. Alla panna montata aggiungiamo mascarpone e latte condensato. Riscaldiamo 2 cucchiai di panna e aggiungiamo la gelatina. Lasciamo sciogliere bene e aggiungiamo la crema. Aggiungiamo le fragole senza il succo che useremo dopo. Aggiungiamo la crema e lasciamo in freezer per circa un'ora. Per la glassa mettiamo in un pentolino le fragole con succo di limone e zucchero. Lasciamo cuocere per 5 minuti. Una volta cotte le passiamo col mixer e filtriamo. Facciamo ammorbidire la gelatina in un po' d'acqua. Facciamo riscaldare il succo delle fragole e aggiungiamo la gelatina. Mescoliamo bene e aggiungiamo la glassa. Infine mettiamo la glassa e decoriamo a piacere. Lasciamo in freezer per almeno 2 ore prima di sformarla. Questa è la mia cheesecake preferita, devi assolutamente provarla anche tu e farci sapere se ti è piaciuta.